È Filomena Casagrande, 92 anni, di Miane, la prima ospite a ricevere il siero anti-Covid. Giornata di vaccinazioni al Bombozzolla di Farra di Soligo, la residenza per anziani duramente colpita dal virus la scorsa estate. Siamo riusciti a vaccinare circa 200 persone, corrispondono all'80% dei dipendenti e 95% degli ospiti presenti all'interno della struttura. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale che in questo quasi anno di pandemia ha gestito delle situazioni di emergenza e che oggi si è messo a disposizione per permettere che la macchina della vaccinazione sia andata avanti in maniera molto celere. Al lavoro per effettuare le vaccinazioni gli infermieri della struttura in collaborazione con la task force dell'ULSS 2. Ringraziamo anche l'USL capeggiata dal dottor Benazzi. Attraverso la sua organizzazione anche noi oggi qui possiamo disporre dell'intervento che tutti ci auguriamo sia un aiuto determinante per fronteggiare questa emergenza che da un anno ormai ha causato quello che ha causato. Presente anche il consigliere regionale Alberto Villanova al Bombozzola anche per vedere lo stato di avanzamento della nuova struttura per anziani. Questo è l'unico modo per uscire dalla situazione di emergenza di questa pandemia che ha colpito duramente nelle residenze per anziani. Vedere che oggi in un'ora è stata coperta su tutti gli ospiti di questo rito è veramente qualcosa che dà speranza per il futuro. Vediamo la via d'uscita finalmente da questa situazione di crisi.